consigliere comunale quando ero sindaco, ricordo il grande rispetto, la grande attenzione che aveva indipendentemente dalle posizioni che potevano emergere, sempre una volontà di studiare, di capire cosa ci fosse dietro i problemi, mai un atteggiamento di carattere pregiudiziale e ideologico, quindi un ringraziamento anche per questo. Mi fa piacere che ci sia una diffusa partecipazione a questo incontro e credo che il lavoro che è stato svolto potrà essere sicuramente di grande aiuto a tutti noi. Io penso che sarebbe stato più importante intervenire dopo, raccogliere quelli che sono gli elementi di chi ha potuto sviluppare lo studio di questo libro. Faccio solo una considerazione di carattere aggiuntivo. Sto in mezzo fra la Carnia e il Friuli. C'è questa situazione sempre conclamata nella storia per cui Tolmezzo da un lato viene visto come la capitale di tutta la montagna, non solo della Carnia, dall'altro spesso non viene riconosciuta dalla sua stessa entroterra come un fattore di sviluppo, ma anzi come una contrapposizione, Tolmezzo contro il resto della Carnia. Ecco, io credo in un mondo che sta profondamente cambiando, sta cambiando dal Giappone all'India, a tutti i paesi del pianeta. Ecco, credo che sia giunto il momento in cui dobbiamo in qualche modo proiettarci verso il futuro, non ragionare più con gli schemi del passato, ma per non ragionare con gli schemi del passato bisogna raccogliere davvero quelle che sono le indicazioni e i messaggi che il passato ci ha dato. Ecco, credo che questo sia il contributo importante che come classe politica e amministrativa dobbiamo comunque cogliere per questo studio, che sicuramente fornirà elementi di valorizzazione e di conoscenza per tutti noi. Desidero ringraziare, ho dato volentieri il patrocinio a questa iniziativa, perché so con quanta disponibilità, con quanta attenzione, con quanto rigore la professoressa Villepuzzi De Paoli si è messa in questo contesto, e quindi ringrazio davvero della consapevolezza che questo lavoro sarà di auspicio e di buon lavoro e di buon aiuto a tutti noi. Ecco, prima